Incappa nella rete dei controlli contro la diffusione del coronavirus, catturato un tunisino che era ricercato dal 2016 grazie ai controlli sul coronavirus effettuati dai carabinieri di Favara. Continuano a tappeto, come è noto, i controlli sulla strada dei carabinieri contro la diffusione del coronavirus. Durante uno degli innumerevoli servizi svolti in tutta la provincia di Agrigento, i militari della tenenza di Favaro hanno arrestato ieri pomeriggio un tunisino, 32enne, sul quale pendeva da ben 4 anni un ordine di carcerazione per rissa. I controlli per l'applicazione delle disposizioni governative messe in relazione alla nota emergenza del coronavirus proseguono infatti serrati ad Agrigento e in tutti i comuni della provincia. Durante tutta la settimana sono andate avanti le verifiche sulla circolazione di automobilisti e pedoni, ricorrendo anche quando necessario a numerose autodichiarazioni da parte dei cittadini. Nel corso di uno di questi numerosi servizi per i carabinieri della tenenza di Favara si è anche concretizzato un brillante risultato operativo. Nel corso di uno dei molteplici posti di controllo svolto in via dei Canali aveva infatti destato sospetto l'atteggiamento di un soggetto che si aggirava in una delle strade vicine. Alla richiesta dei documenti lo stesso si è dimostrato restio a sottoporsi alle verifiche di prassi dei militari in tema di rispetto del decreto governativo in atto. È sin da subito sembrato che avesse avuto qualcosa da nascondere. Una volta identificato, i carabinieri hanno infatti scoperto che su quel 32enne tunisino pendeva un ordine di scarcerazione per una rissa avvenuta 4 anni fa ad Avola, in provincia di Siracusa. Dopo anni di ricerche, quindi, il pericoloso fuggitivo, su cui pende una condanna alla reclusione, è incappato nell'efficace rete dei controlli predisposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, i cui servizi a tappeto andranno avanti senza sosta in città, nei paesi della provincia, non solo per l'emergenza in atto, ma anche per l'ottenimento di ulteriori importanti risultati operativi.